Eder. Mech. Pallister. Sparatoria in famiglia nel Pisano. Gravemente ferito Benedetto Ceraulo, l'uomo che uccise Maurizio Gucci. Una drammatica lite familiare è degenerata in una sparatoria a Santa Maria a Monte, piccolo comune in provincia di Pisa. A restare gravemente feriti sono un uomo di 37 anni e suo padre, Benedetto Ceraulo, 63 anni, noto alle cronache per essere stato l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto nel marzo del 1995 a Milano. Secondo quanto trapelato da ambienti investigativi, l'uomo avrebbe prima puntato una pistola di piccolo calibro contro il figlio, esplodendo un colpo che lo ha raggiunto al volto. Subito dopo avrebbe rivolto l'arma contro se stesso, ferendosi in maniera gravissima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che hanno trasportato i due uomini in ospedale in condizioni critiche. Il figlio è stato portato all'ospedale Lotti di Pontedera, non sarebbe in pericolo di vita, ma dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico delicato. Il padre, invece, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cisanello, dove si trova in condizioni gravissime. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di San Miniato e della stazione di Santa Maria a Monte, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Benedetto Ceraulo è originario di Caltanissetta. Da circa 2 anni, secondo quanto emerso, viveva da solo in una casa di campagna presa in affitto a Santa Maria a Monte, una vita appartata, apparentemente tranquilla, che però è stata improvvisamente sconvolta dal tragico episodio. In occasione delle festività pasquali, era stato raggiunto dal figlio 37enne. Il nome di Ceraulo è legato a uno dei più noti casi di cronaca nera italiana. L'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto il 27 marzo 1995 nell'androne di via Palestro numero 20, a Milano. Secondo quanto ricostruito in sede processuale, Ceraulo fu ingaggiato per uccidere Gucci da Orazio Cicala, su incarico di Ivano Savioni e Pina Auriemma. Quest'ultima era amica e confidente di Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, considerata la mandante del delitto. La mattina dell'agguato, Ceraulo esplose 4 colpi di pistola contro Gucci, uccidendolo, e ferì anche il portiere dello stabile, Giuseppe Onorato, condannato inizialmente all'ergastolo. La pena fu poi ridotta a 28 anni e 11 mesi di reclusione. Durante il periodo di detenzione, Ceraulo aveva preso parte a programmi di reinserimento sociale, tra cui la collaborazione con la produzione vinicola dell'isola di Gorgona, promossa dalla famiglia Frescobaldi. Dopo aver scontato parte della condanna, era stato rilasciato. Restano ancora molti punti oscuri sulla dinamica della lite avvenuta all'interno dell'abitazione. Non è chiaro cosa abbia scatenato la discussione tra padre e figlio. Secondo le prime informazioni, dopo essere stato colpito, il 37enne sarebbe riuscito a uscire di casa e a mettersi alla guida della propria auto. Percorrendo circa 300 metri fino a fermarsi nei pressi di un bar, lì avrebbe chiesto aiuto, contattando direttamente i soccorsi. Nel frattempo, il padre, rimasto solo all'interno dell'abitazione, avrebbe tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Non ci sarebbero testimoni diretti della lite, circostanza che complica ulteriormente il lavoro degli inquirenti, ora al lavoro per chiarire le cause e i dettagli dell'accaduto. Una drammatica vicenda familiare ha scosso nel pomeriggio di martedì 22 aprile la tranquilla frazione di Oltra, nel comune di Lamon, in provincia di Belluno. 2 persone, padre e figlio, sono state trovate senza vita all'interno della loro abitazione. Le vittime sono Vladislav Gaio, 50 anni, e suo figlio Riccardo, uno studente di 17 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe colpito mortalmente il figlio con un'arma da taglio, per poi rivolgere contro di sé un'arma da fuoco e togliersi la vita. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che, intorno alle 17, avrebbero udito uno sparo provenire dall'abitazione e contattato immediatamente i soccorsi. All'arrivo dei carabinieri della stazione di Lamon, coadiuvati dai militari della compagnia di Feltre, i corpi senza vita dei 2 sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.
i vigili del fuoco e il magistrato di turno, per i rilievi del caso e l'avvio delle indagini. La famiglia, in parte di origine balcanica, era residente da tempo nella zona ed era ben integrata in una piccola comunità che non aveva mai segnalato episodi critici o problematici. Al momento della tragedia, la madre del ragazzo, moglie dell'uomo, pare fosse fuori casa per motivi di lavoro. Con lei si trovava anche la figlia minore della coppia, che è in salvo. Le indagini sono ora affidate agli inquirenti, che cercheranno di ricostruire con precisione la dinamica e soprattutto il movente di un gesto tanto estremo quanto inspiegabile. Al vaglio anche eventuali segnali pregressi che possano far luce su una situazione familiare che, almeno all'apparenza, non aveva mai destato sospetti. La nostra eroina è stata al piano -1, dove ha stazionato almeno sino alle ore 8:14:49. Gemito di sorpresa e paura. Poi ha preso le scale per arrivare al piano primo, circa 30-40 secondi. Tenuto presente che Manuela calzava dei sandali con zeppe che certamente non favorivano agilità e velocità nell'affrontare i gradini, è arrivata al piano primo al minuto 8:16 quando venivano registrati altri 27 passi. Quei passi, tra i minuti 8:16 e 08:17, sono quelli dei piccoli spostamenti sul pianerottolo del primo piano. Quando Manuela suona al campanello dell'appartamento di Nastas e si sposta per suonare anche al campanello dell'abitazione della vicina, con Nastas si intratterrà circa un minuto. Gli riferisce di aver ritrovato il corpo di una donna anziana a terra che pare essere una sua parente. Quindi Manuela Bianchi è al piano -1, fino alle 8:14:49, momento in cui emette il famoso gemito di sorpresa e paura. Arriva al primo piano alle 8:16. Calcoliamo ora quanto tempo impiegherebbe per salire dal piano -1 al primo piano. Dalle 8:14:49 alle 8:16, quindi, Manuela impiega 1 minuto e 11 secondi per salire 2 piani. È un tempo realistico? Consideriamo che 2 piani di scale sono circa 20-30 gradini, 10-15 gradini per piano, in un edificio residenziale standard. Manuela indossa sandali con zeppe, che non favoriscono agilità. Una persona media, con scarpe comode, sale un gradino in 1-2 secondi, con le zeppe, e considerando l'agitazione, ha appena visto un corpo a terra, potrebbe impiegare anche 2,5-3 secondi per gradino. Calcoliamo. Per 20 gradini, a 2,5 secondi per gradino, 22,5 uguale 50 secondi. Per 30 gradini, a 3 secondi per gradino, 33 uguale 90 secondi. Con 71 secondi, siamo in una fascia intermedia, quindi il tempo è plausibile. Potrebbe aver salito i gradini a un ritmo moderato, magari con qualche esitazione dovuta alle zeppe o allo stato emotivo. Fin qui, la ricostruzione degli inquirenti sembra reggere, almeno per la salita. Ma ora arriviamo al punto critico, i 27 passi e quello che succede dopo. Questi 27 passi avvengono sul pianerottolo, dalle 8:16 alle 8:17. Manuela arriva al primo piano alle 8:16. Secondo chi indaga, tra le 8:16 e le 8:17, quindi in un minuto esatto, 60 secondi, Manuela compie 27 passi, che sarebbero i piccoli spostamenti sul pianerottolo mentre per prima cosa suona il campanello di Nastas, 2 si sposta per suonare il campanello della vicina, 3 torna da Nastas per parlargli. Dopo questi movimenti, si intrattiene con Nastas per circa 1 minuto, riferendo di aver trovato il corpo di una donna anziana che potrebbe essere una sua parente. Ma quanto spazio serve per coprire 27 passi? Un passo medio di una persona adulta è di circa 60-80 cm. Ma Manuela ha le zeppe, quindi probabilmente fa passi più corti, diciamo 50-60 cm, perché non sta marciando, ma si muove in uno spazio ristretto e con calzature scomode. Calcoliamo la distanza coperta. 27 passi 50 cm uguale 13,5 metri.
27 passi 60 cm uguale 16,2 metri. Quindi, con 27 passi, Manuela avrebbe percorso tra 13,5 e 16,2 metri. Ora guardiamo la foto del pianerottolo per capire se questa distanza ha senso. Analisi del pianerottolo dalla foto. Nella foto vediamo la porta di Nastas, la porta della vicina. Uno spazio molto ristretto tra le due porte, con un tappetino welcome davanti alla porta di Nastas e un cestino rosso vicino alla porta della vicina. La distanza tra le due porte sembra essere di circa 1,52 metri, considerando che il pianerottolo appare largo in totale 2-3 metri, con passi da 50-60 cm. Per coprire 1,52 metri servono 1,5 metri diviso per 0,5 metri passo uguale 3 passi. 2 metri diviso per 0,6 metri passo uguale 3,3 passi. Arrotondiamo a 4 passi. Ricostruiamo i movimenti di Manuela. Arriva sul pianerottolo e suona alla porta di Nastas. Supponiamo che esca dalle scale e si trovi subito davanti alla porta di Nastas. Fa un passo o due per avvicinarsi al campanello. 2 passi. Poi si sposta per suonare alla porta della vicina. Deve coprire la distanza tra le due porte, circa 1,52 metri. Quindi 3-4 passi. Infine torna da Nastas, altri 3-4 passi per tornare indietro. Totale, 2 più 4 più 4 uguale 8-10 passi al massimo. Anche se aggiungiamo qualche passo extra, magari si gira, si sistema i capelli, o è agitata e fa un passo in più qua e là, arriviamo a 12-15 passi al massimo. Ma 27 passi? È come se avesse deciso di fare un balletto sul pianerottolo, per coprire 13,5-16,2 metri, la distanza dei 27 passi. Manuela avrebbe dovuto fare avanti e indietro sul pianerottolo più volte, se il pianerottolo è lungo 2 metri. 13,5 metri diviso per 2 metri uguale 6,75 volte, andata e ritorno. 16,2 metri diviso per 2 metri uguale 8,1 volte. In pratica, sarebbe andata avanti e indietro tra le due porte 6-8 volte, come se stesse giocando a ping pong con se stessa. È una scena surreale. Suona un campanello, cammina, suona l'altro, torna indietro, e ripete per 6-8 volte, tutto in uno spazio grande quanto un tappetino. Non ha senso, a meno che non stesse provando per un'audizione di danza contemporanea. Manuela ha 1 minuto, dalle 8:16 alle 8:17, per fare i 27 passi e parlare con Nastas. Quanto tempo ci vuole per i 27 passi? Un passo. In un contesto come questo, movimenti lenti e precisi, con zeppe, richiede circa 1 secondo. Quindi, 27 passi uguale 27 secondi. Dei 60 secondi a disposizione, 27 sono occupati dai passi, lasciando 33 secondi per la conversazione con Nastas. Ma i giudici dicono che la conversazione dura circa 1 minuto, il che è già un problema, perché Manuela non ha 60 secondi a disposizione, ne ha solo 33, dopo i passi. In questi 33 secondi, deve succedere che Nastas apre la porta, 5-10 secondi a meno che non fosse incollato alla porta ad aspettarla. Manuela dice: "Ho trovato il corpo di una donna anziana a terra, pare una tua parente." 10-15 secondi, è una frase lunga, e probabilmente è agitata, quindi non parla a velocità supersonica. Nastas risponde qualcosa, 5-10 secondi, una reazione minima, tipo cosa, dove, che casa dici, totale, 5 più 10 più 5 uguale 20 secondi, scenario ottimistico. Oppure 10 più 15 più 10 uguale 35 secondi, scenario più realistico, con qualche pausa. Nel migliore dei casi, la conversazione ci sta a malapena nei 33 secondi, ma non c'è spazio per i circa 1 minuto dichiarati da chi indaga, e questo ammesso che i 27 passi siano realistici, cosa che, come abbiamo visto, non è. La ricostruzione sulle carte sembra più un copione per un film comico che una descrizione realistica. Manuela, con le sue zeppe, sale 2 piani in 1 minuto e 11 secondi. Ok, magari era motivata da adrenalina. Poi, però, sul pianerottolo, si trasforma in una maratoneta.
27 passi in uno spazio grande quanto un tappetino, come se stesse provando per la finale di Ballando con le stelle, e tutto questo in 27 secondi, lasciando appena 33 secondi per una conversazione drammatica con Nastas, che viene stimata e fatta durare 1 minuto da chi le crede. Peccato che raramente il tempo si allunghi magicamente. In pratica, per fare quadrare i conti, Manuela avrebbe dovuto camminare avanti e indietro 6-8 volte tra le due porte, come un pendolo impazzito o l'ape Maia sul polline. Parlare con Nastas a velocità doppia, tipo quando si partecipa ad un'asta per la vendita di una borsa di lusso. A nostro avviso questa versione dei fatti sembra più un esercizio di fantasia che una ricostruzione credibile. I 27 passi in quel pianerottolo sono pura poesia, e nella realtà non stanno in piedi. O forse, non ci stanno proprio i piedi di Manuela? Analisi temporale e geografica di un possibile ricongiungimento tra Liliana Resinovic e Gabriella Micheli. Procediamo passo per stimare il punto e l'orario in cui Liliana Resinovic e Gabriella Micheli avrebbero potuto incrociarsi lungo il percorso. Partendo dall'ipotesi che entrambe abbiano mantenuto una velocità di cammino costante nel tratto considerato. Primo passaggio. Analisi del distacco temporale. Hai fornito 2 rilevamenti effettuati da telecamere di sorveglianza. La prima telecamera si trova alle coordinate 45 gradi, 65.535 unità decimali di latitudine nord, e 13 gradi, 8.086,140 unità decimali di longitudine est. In questo punto, Liliana è passata alle 8:41 minuti e 26 secondi. Gabriella è passata alle 8:44 minuti e 13 secondi. Il distacco temporale tra le due è di 2 minuti e 47 secondi. La seconda telecamera è situata più avanti, alle coordinate 45 gradi, 65.109 unità decimali di latitudine nord, e 13 gradi, 8.073.448 unità decimali di longitudine est. In questo secondo punto, Liliana è stata rilevata alle 8:43 minuti e 27 secondi. Gabriella è stata rilevata alle 8:45 minuti e 17 secondi. Qui il distacco si è ridotto a 1 minuto e 50 secondi. Secondo passaggio. Calcolo della distanza e delle velocità. Il tratto tra le due telecamere è breve. La distanza lineare, calcolata in base alle coordinate geografiche, è di circa 100 metri. Liliana ha impiegato 2 minuti e 1 secondo per coprire questo tratto. Quindi, la sua velocità media è pari a circa 0,826 metri al secondo. Gabriella ha coperto la stessa distanza in 1 minuto e 4 secondi. La sua velocità media risulta quindi essere di circa 1,562 metri al secondo. Ne consegue che Gabriella stava camminando a una velocità quasi doppia rispetto a Liliana, il che comporta una progressiva riduzione del distacco. Terzo passaggio. Stima del punto di ricongiungimento. Alla seconda telecamera, Liliana ha ancora un vantaggio di 1 minuto e 50 secondi. Tuttavia, data la maggiore velocità di Gabriella, possiamo stimare quanto tempo sarebbe stato necessario per raggiungerla. La differenza tra le due velocità è di 0,736 metri al secondo. Moltiplicando la velocità di Liliana per il suo vantaggio temporale in secondi, cioè 826 millesimi per 110 secondi, otteniamo circa 90 metri. Per calcolare quanto tempo Gabriella impiega a percorrere quella distanza, dividiamo i 90 metri per la differenza di velocità. Il risultato è di circa 123 secondi, pari a 2 minuti e 3 secondi. Pertanto,
sommando 2 minuti e 3 secondi al passaggio di Gabriella alla seconda telecamera, avvenuto alle 8:45 minuti e 17 secondi. Otteniamo un orario stimato di incrocio attorno alle 8:47 minuti e 20 secondi. Quarto passaggio. Stima delle coordinate geografiche del ricongiungimento. Supponiamo che le due donne abbiano proseguito lungo via San Cilino, in direzione di Piazzale Gioberti. In quel tratto, via San Cilino misura circa 250 metri. Considerando la posizione della seconda telecamera e ipotizzando che l'incontro sia avvenuto dopo circa 120 o 150 metri, il punto corrisponderebbe a una posizione intermedia. Poco prima del piazzale, le coordinate geografiche approssimative di tale punto sono 45 gradi, 6.470 unità decimali di latitudine nord, e 13 gradi, 8.056 unità decimali di longitudine est. Conclusione. Gabriella Micheli avrebbe potuto raggiungere Liliana Resinovic intorno alle 8:47 minuti e 20 secondi. Il punto di incontro si troverebbe in un tratto intermedio tra la seconda telecamera e Piazzale Gioberti, verosimilmente nei pressi del numero civico 20 di via San Cilino. Si tratta di un'area poco frequentata, con diversi accessi laterali. Se non ti rispondo è perché sto andando in tribunale a Rimini. Io sono orgoglioso di avere un'amica come te e ti voglio un mondo di bene, tesoro. Non lo sai che io ci sono sempre, per qualunque cosa. Non sono il tuo migliore amico. Tu meriti tanta felicità perché sei veramente una persona fantastica, una donna veramente bella e sei molto intelligente. Non te lo dimenticare mai, eh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Augurissimi tesoro. Sono emozionato. Ciao tesoro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.